Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Niscemi sono saliti a 1500 i residenti sfollati a causa di una frana che minaccia il centro storico. La protezione civile ha dichiarato zona rossa ed esteso l'evacuazione a un'area di 4 km coinvolgendo interi quartieri, chiuse scuole e principali arterie stradali. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per i danni causati dal ciclone Harry, stanziati 100 milioni in totale per la Sicilia, la Calabria e la Sardegna, nominato Schifani come commissario straordinario per l'isola. Dopo il ciclone arrivano gli angeli del fango, nasce una rete spontanea con circa 1000 giovani che da Catania e lungo tutta la costa ionica aiutano chi ha perso tutto. A Palermo muore a 26 anni dopo un malore in casa un ex calciatore. La famiglia ha presentato una denuncia ipotizzando che il decesso sia dovuto ai ritardi nei soccorsi. Catania, la polizia ha arrestato un padre e un figlio minorenne per spaccio di droga. Nel rione Enesima sono stati sequestrati 137 kg di hashish, marijuana e cocaina. A Catania un'alleanza politico-sindacale tra Italia e Francia per affrontare le sfide che incombono sul futuro dello stabilimento siciliano della STM. Calcio, vittoria e primato per il Catania che anche contro il Cosenza fa valere la legge del Massimino, ufficiale il prolungamento contrattuale di Jimenez. Bentrovati e apriamo il nostro telegiornale con la frana di Niscemi, la frana drammatica che sta praticamente creando una voragine sempre più ampia. Pensate che abbiamo iniziato il nostro racconto con 500 sfollati nel comune in provincia di Caltanissetta, siamo arrivati ben a 1500. Sul posto la nostra inviata, alla quale do subito la linea, che ci aggiorna sulla situazione, è Giusy Lazzara. Giusy, buongiorno. Sì, eccoci qui, siamo davanti al comune di Niscemi, c'è anche ci sono molte persone, da un lato i vigili del fuoco, gli operatori della protezione civile perché si è subito messa in moto la macchina, dall'altro lato invece vedete sono le file degli sfollati, le persone che si vanno a registrare perché così possono avvicinarsi alla zona rossa soltanto per prendere il necessario. Drammatica è stata la fuga sabato notte quando cominciato appunto a franare tutto, una frana che, lo ricordiamo, è veramente imponente, 4 chilometri, non si era mai visto niente in un territorio già fragile perché già nel 1987 ma ancora dopo nel 2007 si erano verificate altri crolli ma non di questa dimensione, di questa portata e quindi la situazione è veramente difficile. Seconda notte per 1500 sfollati che hanno trascorso in casa di parenti, amici, familiari, proprio perché li stanno accogliendo e che hanno trovato questa sistemazione così provvisoria. Ora si dovrà ovviamente pensare a quello che saranno i prossimi giorni, una situazione che crea molta angoscia e soprattutto anche la preoccupazione perché abbiamo visto interi quartieri, soprattutto Santi Croce, la zona più colpita, assolutamente deserta, un silenzio surreale che la dice lunga su quello che sta avvenendo. Proviamo a sentire qualcuno. Signora, lei aspetta di essere registrata? Sì. Dove è passato la scorsa notte? Ma figlio è stato. Ha dovuto lasciare tutto? Da mio figlio perché non c'è tanto spazio magari, come Ram. Situazioni di fortuna. Lei ora cerca di tornare per prendere qualcosa a casa? Hai i documenti perché siamo malati tutti e due, che fretta non... Tanti auguri. Tanti auguri. E dunque le situazioni sono tante, diverse, ci sono tanti bambini che in questo momento si trovano anche con i loro genitori ovviamente nelle palestra che è stata allestita con le brandine, insomma, per cercare anche di venire incontro a chi non ha familiari e non può assolutamente tornare a casa. Fra qualche momento, insomma fra pochissimo, arriverà anche il direttore nazionale della protezione
protezione civile siciliano e anche il Presidente della Regione Schifani, questo anche per fare il punto della situazione. Le immagini le avete viste dal nostro drone con il collega Angelo Pandolfo, abbiamo anche registrato quello che sta avvenendo proprio in diretta. Abbiamo visto che qualche crollo ancora c'è, la situazione è in evoluzione e soprattutto anche il fatto che la zona rossa sia stata allargata e quindi più case sono state coinvolte, questo dice appunto che la situazione è in evolversi da un momento all'altro. Per adesso mi fermo qui, ci aggiorneremo in altri collegamenti. Grazie davvero a te. Giusy Lazzara ovviamente ci riferirà della situazione nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali e noi adesso andiamo a un'altra situazione drammatica che vi abbiamo raccontato in questi giorni, il ciclone che ha portato alla devastazione, ma ieri a causa proprio di questi danni, dei danni causati dal maltempo, il Consiglio dei Ministri, come si attendeva, ha deliberato lo stato di emergenza nazionale, 100 milioni stanziati per Sicilia, Calabria e Sardegna, 33 per ogni regione. Nominato commissario straordinario il presidente Schifani. Adelaide Barbagallo. È stato di emergenza per i danni causati dal maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria. A deliberarlo il Consiglio dei Ministri. Lo ha reso noto il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. Per i primi interventi urgenti ci sono complessivamente 100 milioni di euro, 33 per ogni regione. Altri soldi verranno stanziati più avanti. La Sicilia nei giorni scorsi aveva ricevuto dal governo regionale 70 milioni, quindi ne ha a sua disposizione 103 per le prime spese. A gestire lo stato di emergenza, che avrà una durata di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12, sarà Schifani, che è stato nominato commissario delegato. In Sicilia i danni vengono quantificati in 741 milioni, somma che potrebbe superare il 1,5 miliardi di euro, calcolando anche i mancati redditi di attività imprenditoriali e commerciali messe in ginocchio dalle mareggiate. Nei prossimi giorni il governo adotterà un nuovo provvedimento interministeriale per consentire il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate. Riferendosi a fenomeni di abusivismo e illeciti, Musumeci afferma: con questa mareggiata abbiamo imparato che tante cose fatte nel passato con leggerezza, con superficialità, non possono più essere tollerate né da questo governo né da quelli che arriveranno dopo. Lo Stato è vicino ai cittadini e ai territori, dice la Premier Giorgia Meloni, ma già fioccano le prime polemiche di chi considera insufficienti i soldi stanziati. C'è chi propone di prenderli da quelli previsti per la costruzione del ponte. E dopo il passaggio del ciclone nasce una grande rete spontanea di volontari fatta da giovani, circa 1000, che girano da Catania e lungo tutta la costa ionica per aiutare chi ha perso tutto. Sentiamo Eva Spampinato. Vi hanno ribattezzato gli angeli del fango. Sì, io qui ci sono cresciuta e vedere il mio paese in queste condizioni è brutto e quindi sto facendo di tutto per dare una mano. Anche gli angeli a volte piangono, soprattutto quando questi angeli vestono i panni di giovani volontari che si stanno rimboccando le maniche per dare il loro aiuto. Siamo più di 1000 in questo gruppo. Da quanto tempo non ti fermi? 3 giorni. Ancora esiste gente che aiuta e meno male, perché c'è un disastro. Nelle tragedie poi ritrovare un po' quello che è il senso di comunità, no? Grondano sudore e voglia di poter dare il loro contributo dopo la devastazione di Erri. La forza di volontà non fa pesare le ore passate a spalare terra, fango, detriti, tutto quello che il mare ha portato nelle strade delle nostre coste. Qui siamo a Mascali. La piazzetta di Fondachello e la chiesa erano irriconoscibili. Il mio primo giorno libero è doveroso, è l'unica cosa che potevamo fare. I giovani volontari arrivano da tutte le parti della Sicilia e anche da fuori. Che amico che torna anche da su, questo è il senso di casa, no? Quindi è quello che poi uno si aspetta come botta e risposta. Il governo in questo si è mosso forse un po' meno. Tutto nasce dal passaparola e dall'appello lanciato da 2 giovani catanesi, Simone De Pieri e Simone Grasso. In poco più di 24 ore la chat spontanea è cresciuta a dismisura. Con le mie forze ho dovuto ristrutturare per ben 3 volte. Purtroppo non siamo stati aiutati, ovviamente. Io spero ovviamente quest'anno
di aiutarci e far sì che tutti i miei dipendenti ritornino a lavorare. Una rete dal basso che prova a rimettere in piedi la normalità, una spalata alla volta. Angeli del fango, dai volontari agli sciacalli. Ad Agrigento 2 fratelli di 19 e 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri mentre rubavano generi alimentari e bevande per oltre 1.000 euro in un ristorante di San Leone in provincia di Agrigento, chiuso per i danni provocati dal ciclone. Durante il controllo i carabinieri hanno sequestrato ai 2 arrestati un coltello da cucina. E adesso a Palermo muore a 26 anni dopo un malore in casa. Si tratta di un ex calciatore. La famiglia ha presentato una denuncia ipotizzando che il decesso sia dovuto ai ritardi nei soccorsi. Maglio Viola. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Francesco Correnti, il noto giovane palermitano morto ieri all'età di 26 anni dopo un malore avvertito in casa. In base all'esito dell'esame autoptico, la procura deciderà se aprire anche formalmente una inchiesta, come richiesto dalla famiglia della giovane vittima che ha presentato un esposto. Francesco, ex calciatore, molto noto a Palermo anche per la sua attività all'interno di un frequentato negozio di accessori e cibo per animali, soffriva di problemi cardiaci. L'altro ieri sera era uscito con degli amici, poi, tornato a casa, ha avvertito il malore. Ma tutte le ambulanze a quell'ora erano impegnate. La centrale operativa del 118 ha fatto arrivare un mezzo da Villabate per soccorrere il ragazzo. Inevitabile il ritardo, ma la famiglia centra la propria attenzione anche sul fatto che il mezzo non aveva medico a bordo. Francesco è arrivato al Policlinico di Palermo ancora cosciente, ma è morto poco dopo. Per i familiari, senza i ritardi e se l'ambulanza avesse avuto il medico a bordo, il giovane si sarebbe potuto salvare. La magistratura dovrà accertare se ci siano responsabilità o se si sia trattato di una tragica fatalità. Dalle prime luci dell'alba, circa 100 agenti della Polizia di Messina, Catania e Siracusa sono impegnati in un'operazione ad ampio raggio contro il traffico di stupefacenti. 15 persone arrestate, accusate a vario titolo di associazione per delinquere, finalizzata alla detenzione e traffico di droga, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana. E noi restiamo in tema perché la Polizia di Catania ha arrestato un padre e un figlio di 41 e 17 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'intervento è avvenuto nel rione Enesima, dove gli agenti della squadra mobile hanno sorpreso i due mentre caricavano scatoloni da un garage su un furgone a noleggio. Le perquisizioni nel deposito e nell'abitazione dell'uomo hanno portato al sequestro di 137 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Parte della droga era confezionata in panetti simili a saponette. I due sono stati arrestati e condotti nel carcere di Piazza Lanza. A Randazzo un'operazione antidroga dei carabinieri di Catania, sono 14 gli arrestati. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Game over, così i carabinieri di Catania hanno battezzato l'operazione antidroga di Randazzo, una partita finita male per la criminalità, con 14 arresti. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, spaccio di droga e furto aggravato in concorso. 100 i carabinieri del comando provinciale scesi in campo con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, del 12° nucleo elicotteri, del nucleo cinofili di Nicolosi e della compagnia di intervento operativo del 12° reggimento di Sicilia. Le indagini, spiega la Procura di Catania, hanno consentito di comprendere i riassetti organizzativi del clan Sangani, operante a Randazzo e territori limitrofi, documentare la gestione delle piazze di spaccio e individuare i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente. Dopo i duri colpi inferti dagli inquirenti al clan con l'arresto dei vertici, tra loro il capo Salvatore Sangani, e numerosi sequestri, il gruppo criminale si stava riorganizzando con una nuova formazione con a capo Cristian Sabato e Danilo Giovanni Sapiente, capace di imporsi ed egemonizzare il traffico di sostanze stupefacenti. Diversi tipi di droga spacciati, marijuana, cocaina, anche crack, ma questa sostanza per gli assuntori di Randazzo era reperibile solo nel mercato di Catania. E proprio nella città etnea i picciotti del clan si sono recati in occasione della festa del 1° maggio del 2023 per partecipare a un importante evento di musica elettronica dal vivo per spacciare droghe sintetiche, tra loro l'ecstasy. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, poi ci occuperemo di quello che può essere, che potrà essere il futuro di STM. A tra poco.
E siamo tornati in studio, un'alleanza politico-sindacale tra Italia e Francia per affrontare le sfide che incombono sul futuro della STM. Lorena Dolci. La crisi dell'auto elettrica, la contrazione del mercato dei microchip, la sfida con la Cina. L'ST si confronta con uno scenario globale in continua evoluzione. Il colosso italo-francese dei microprocessori, che conta 46.000 dipendenti, di cui oltre 5.000 nello stabilimento di Catania, non può non avere una visione europea. Il PD rilancia un'alleanza con i colleghi d'Oltralpe. Oui, nous avons un groupe europeo franco-italien che si chiama ST Microelectronics. Sicuramente noi abbiamo bisogno di fare un investimento a livello europeo, bisogna avere l'ambizione di arrivare al 20%, per fare questo noi abbiamo bisogno di un 20%. Noi abbiamo ST che è un'azienda franco-italiana che è assolutamente in grado di poter fare questo, però bisogna avere una visione di tipo industriale. Poi ci sono le criticità del sito catanese, dall'aumento dei costi dell'energia, tra i più alti in Italia, alla realizzazione di una conduttura per il rifornimento d'acqua del nuovo modulo, il SIC Campus. Il tema dell'approvvigionamento idrico di 400 metri cubi l'ora rappresenta assolutamente la priorità. Ancora non ci sono certezze né dell'investimento né della garanzia dell'erogazione dell'acqua per queste quantità, che rischia di bloccare sia i finanziamenti di parte pubblica che ancora non sono arrivati, sia l'ulteriore erogazione della quota privata a carico di ST per completare l'investimento di 5 miliardi. Da parte loro i sindacati ritengono positivo il ritiro degli esuberi, ma chiedono di rivedere il piano industriale che deve sempre ruotare intorno alla produzione delle fette di silicio a 8 pollici. Torniamo alla cronaca. San Filippo. I banditi hanno utilizzato dell'esplosivo la notte scorsa per rubare la cassaforte del bancomat dell'ufficio postale di questa frazione di Acicatena in provincia di Catania. La violenza della deflagrazione ha fatto crollare l'intera parete del locale. I malviventi sono fuggiti subito dopo l'esplosione e prima dell'arrivo dei carabinieri, senza riuscire ad asportare alcunché. L'immobile è attualmente inagibile, indagano i carabinieri della compagnia di Acireale del comando provinciale di Catania. L'antiracket ieri a Siracusa con la presenza della commissaria nazionale proprio per fare il punto su una escalation di intimidazione ai commercianti. Francesco Aloi. I commercianti non sono soli, hanno attorno a loro le associazioni anti-racket, hanno chiaramente il sostegno delle forze di polizia e delle istituzioni. Sull'escalation di intimidazioni ai commercianti di Siracusa si fa il punto anche con la commissaria nazionale dell'anti-racket. La triste fotografia che emerge è questa: si preferisce pagare il pizzo piuttosto che denunciare. Il messaggio deve essere quello di avere il coraggio di denunciare e di decidere da quale parte stare. Sicuramente bisogna stare dalla parte dello Stato. Stato che è presente anche all'Assemblea regionale della Federazione Antiracket riunita a Floridia, alle porte di Siracusa. All'incontro ci sono tutti, compresi sindaci e commercianti. Bisogna riuscire a intercettare questi commercianti, questi imprenditori che per paura o per convenienza stanno pagando. Pagare il pizzo vuol dire pagare la mafia e quindi contribuire a questi atti intimidatori. La criminalità parte con piccole richieste di soldi, ma poi... Il tempo è ben altro, quello che vuole la criminalità organizzata è impossessarsi delle attività commerciali. Ma l'allarme sicurezza non è legato soltanto alle intimidazioni. Soprattutto nella zona montana del Siracusano preoccupano anche i continui furti ai bancomat. Noi ci fermiamo, c'è un'altra pausa, torniamo tra poco per il calcio con il Catania. Siamo al calcio e torniamo alla bella vittoria del Catania contro il Cosenza. Le riflessioni parlano di numeri esaltanti al Massimino, con un primato che si legge anche attraverso la qualità del gruppo. Ufficiale intanto il prolungamento contrattuale di Jimenez. Marco Carli. Le emozioni e le prestazioni, sostantivi con lo stesso finale e diversa radice. Quando vanno a braccetto vuol dire che la combinazione è giusta, perché il Catania col Cosenza ha unito l'utile al dilettevole, in sintesi. Ha giocato bene, ha colpito nel momento giusto e ha suscitato entusiasmo. Prestazione e emozione, come si diceva. Quando nel calcio ci sono entrambe, finisce che va, come dice Toscano.
Sono contento della crescita, soprattutto sotto l'aspetto del gioco, della tranquillità nel giocare la palla, nel divertirsi a volte. Peccato che magari avremmo meritato qualche gol in più, però io guardo la prestazione e sono contentissimo dei ragazzi perché oggi mi sono divertito. Un cenno va fatta ai numeri: primo posto col Benevento, 11 vittorie al Massimino, 1080 minuti di imbattibilità interna con 34 punti conquistati su 36. E non abbiamo parlato ancora della fattura dei gol del 2-0 con il Cosenza. Il tocco di Jimenez dopo la giocata di D'Ausilio e il cross di Donnarumma e il degno suggello dell'accordo che il club ha reso ufficiale per il prolungamento fino al 2028. La legnata di Lunetta, al suo 8º centro stagionale, esalta il pubblico e la corsa di Casasola, sempre grande assist man. Se poi Caturano avesse segnato, sarebbe stata la ciliegina sulla torta, solo quello, anche perché dal mercato sono arrivati i tasselli giusti, basta vedere la prestazione di Miceli in difesa. Ho cercato di adattarmi, diciamo, alle indicazioni del mister, che erano magari diverse rispetto a quelle che facevo a Monopoli, però il ruolo è il mio e cerco di mettermi a disposizione, di dare un contributo alla squadra. Arrivano intanto novità sulle condizioni di Francesco Di Tacchio, che domenica non ha preso parte all'incontro per una botta al costato rimediata durante la rifinitura di sabato. Il centrocampista ha subito l'infrazione della quarta costola a sinistra, dovrà osservare un breve periodo di riposo. Con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24, vi rimando alle 14 per la prossima edizione del nostro telegiornale. Vi lascio adesso alla rassegna stampa curata oggi da Emanuela Corsi. A tutti una buona giornata.